Una decina di secondi al via la seconda corsa, premio Acheronte, una prova per 2 anni non vincitori di 2000 euro in carriera, doppio chilometro, per 7 soggetti con la lettera F. Con il numero 1 è Firewise AS, Ferdinando Pisacane, 2 Freccia Spritz, Manuel Pistone, 3 Funky Gallo, Francesco Facci, 4 Femme Fatale Sì, Marcello Di Nicola, 5 Frastuono Grimm, Antonio Greppi, 6 Fenice dei Greppi, Maurizio Cheli, seconda fila 7 Flanagan Q, Antonio Di Nardo. Autostart ha raccolto i concorrenti, inizia a prendere velocità lungo l'arco della curva di destra, con cautela sia Femme Fatale Sì che soprattutto Frastuono Grimm. E si parte con veloce Funky Gallo, che prova ad assumere l'iniziativa. Al suo interno si lancia bene anche Freccia Spritz, che rimane seconda in corda, punta subito in avanti Fenice dei Greppi, mentre c'è la rottura da parte di Freccia Spritz. Insiste Fenice dei Greppi all'attacco di Funky Gallo, che sbaglia. Numero 2 Freccia così, Spritz squalificato. Fenice dei Greppi con una trentina di metri di vantaggio nei numero confronti 3 Funky Gallo squalificato. Firewise S, che rimane in seconda posizione. Il lancio è stato molto veloce, 14,5. Riprende in mano ora Maurizio Cheli, che ha preso un gran lancio con Fenice dei Greppi, 37 per i primi 400 metri di corsa. Ora ovviamente riduce il ritmo, sono rimasti in 5 con Fenice dei Greppi al comando, seconda posizione per Firewise AS, la terza per Femme Fatale Sì, la quarta per Flanagan Q, la quinta per Frastuono Grimm. 600 metri con una frazione lentissima, addirittura in 17,5, e portano a 48 i primi 600, e il giro di corsa di Fenice dei Greppi se ne va in 1,5,4, 34,7 il secondo quarto di gara. Fenice guida su Firewise AS, poi Femme Fatale Sì, Flanagan Q, Frastuono Grimm. Questi i partecipanti sempre in fila indiana a metà gara, 1,22,5, un'altra frazione in 17,1. Fenice dei Greppi, che all'ultimo passaggio davanti alle tribune continua a guidare nei confronti di Firewise AS, che tende a spostare in anticipo su Flanagan Q quando si imbocca la curva di destra. 16,2 davanti alle tribune, un minimo ha accelerato la battistrada, che a 600 metri dalla conclusione continua a guidare nei confronti di Firewise S, che è secondo avanti a Flanagan Q all'esterno. Allo steccato è sempre Femme Fatale Sì, in ultima posizione ancora Frastuono Grimm. Siamo a 500 dalla conclusione, Fenice dei Greppi è in vantaggio, Firewise S nella sua scia, poi sempre Femme Fatale Sì che guadagna di dentro, Flanagan Q che si lancia in mezzo alla pista, perché Firewise S per il momento non è incisivo su Fenice dei Greppi, la quale prova la fuga a 300 metri dalla conclusione. Fenice in vantaggio nei confronti di Flanagan, che prova ad ingambarsi, al largo anche Frastuono Grimm. Fenice dei Greppi in vantaggio a metà della retta d'arrivo, si insiste Flanagan Q al suo attacco, Fenice si difende, Flanagan che insiste al largo, Fenice e Flanagan. Fenice dei Greppi viene a vincere nei confronti di Flanagan Q. Al terzo posto finisce Firewise S, 37 la chiusa, 1,19,8 ragguaglio cronometrico. Maurizio Cheli porta al palo Fenice dei Greppi, Roberto Biagini al training, Nicola Del Rosso, che è proprietario della figlia di Paccia dei Greppi, che in percorso di testa si impone bene a Flanagan Q, che può essere solo secondo. Per il terzo finisce Firewise AS, la vittoria di Fenice dei Greppi. Maurizio Cheli.